sia facile essere identificati. Allora, io presento la nostra prossima ospite, che è la dottoressa Federica Sandi. L'abbiamo già conosciuta, con lei psicologa, psicoterapeuta. In questo caso parliamo della consulta per lo sport istituita proprio dall'Ordine delle Psicologhe, degli Psicologi e del Veneto. Federica, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, si sono concluse le Paralimpiadi con una presenza nutrita di atleti veneti, se non sbaglio sono 17 con 26 medaglie su 69 a livello nazionale, quindi un successo incredibile. Però noi vogliamo fare un passo in più perché abbiamo visto e vissuto tutti queste Paralimpiadi ad un livello ovviamente minore per come abbiamo visto essere stato trattato dalle stesse testate giornalistiche, ma anche con il seguito di pubblico rispetto alle Olimpiadi. E lei in qualche modo ha lanciato una provocazione. Perché non equiparare, creare un unico evento? Olimpiadi e Paralimpiadi è ovviamente una provocazione, ma perché lei si è sentita di dire questo? Cioè, quale corde intendeva toccare? Beh, è una provocazione, so che la sta portando avanti anche una parte del Comitato Olimpico Italiano Paralimpionico, quindi non sono la sola a pensare questo. Secondo me sarebbe importante mettere accento allo sport. Abbiamo visto atleti sia nelle prime Olimpiadi e nelle seconde Olimpiadi, dette anche Paralimpiadi. E fra poco, nel 2023, ci saranno anche altre Olimpiadi dedicate ad altri atleti. Quindi sarebbe bello però che l'impegno, l'agonismo, i sentimenti anche legati all'agonismo siano al centro di questa manifestazione, non divisi. Ovviamente con gare per categorie come vengono già fatte in entrambe le manifestazioni, ma che la persona possa portare il meglio di sé in una gara riconosciuta a livello internazionale. E ci stiamo avvicinando col passare del tempo, perché rispetto a anni fa le ultime 2 Paralimpiadi hanno avuto una visibilità molto maggiore. Senta, ovviamente sono state straordinarie, cioè hanno avuto un successo davvero straordinario i nostri atleti, lanciando dunque, no, come giustamente diceva lei, dei messaggi importanti. Determinazione, la determinazione ci porta lontano. Come psicologi, come si sta accanto ad atleti come loro, che oltre a dover avere a che fare con insomma, il risultato sportivo, devono anche probabilmente avere a che fare anche con tanti dubbi e tante criticità che nascono appunto dalla consapevolezza della loro disabilità. Come viene seguito un atleta paralimpico? Beh, intanto mi viene da dire che si sta accanto a una persona che ha degli obiettivi così grandi, così altri, come si sta accanto ad altre persone, perché tutti nella nostra vita abbiamo dei momenti di dubbio nel raggiungere i nostri obiettivi. Quindi prima di tutto si sta accanto a loro come qualsiasi altro atleta, come qualsiasi altra persona che vuole superare i propri dubbi, superare le proprie barriere psicologiche, perché abbiamo visto che c'è stato un contagio, diciamo, del psicologico nel voler andare oltre, sia nelle Olimpiadi le prime, quando i vari atleti hanno visto i propri compagni vincere, quindi sono stati spinti, così anche in queste seconde gare. Quindi si sta accanto aiutandoli a focalizzare, a vedere cosa si può raggiungere, perché uno di noi ha dei limiti fisici, però capire cosa si può raggiungere col proprio fisico e con la propria mente, perché si può andare oltre alle proprie paure e a quelle che si vive come difficoltà. Quello che però a me piace come psicologa dell'esempio di questi atleti è che danno l'esempio di come si può ricominciare, si può ricostruire una propria vita o si può costruire una propria vita, perché ricordiamoci che alle Paralimpiadi gareggiano atleti che hanno acquisito una disabilità nel corso della loro vita e quindi hanno dovuto ricostruirsi, ma anche persone con una disabilità dalla nascita che hanno una confidenza diversa col loro corpo, ma che hanno saputo andare oltre a quello che la società gli può rimandare, perché ancora con la disabilità c'è un'idea che è un po' pietistica: poveretti non possono fare, hanno una disabilità e quindi non possono. E invece adesso la vera rivoluzione culturale che vale per lo sport e altri contesti è: ho una disabilità e questa cosa la posso fare in questa maniera.
La disabilità nasce dall'incontro tra la persona e il contesto che non gli permette di fare una cosa. E quindi ci sono le protesi, ci sono gli atleti che accompagnano, gli atleti guida li chiamano, che accompagnano in alcune gare, in alcune discipline, però il punto è trovare in ognuno di noi un modo con cui possiamo fare quello che vogliamo. E vale per tutti, perché tutti nella nostra vita c'è stato un momento in cui ci siamo sentiti con una disabilità. Sì, infatti mi piace molto il concetto che lei sta esprimendo, nel senso che tanto più si sta male, tanto più si può arrivare a stare bene. Come il percorso sarà proprio scoprirlo, no? Non è una cosa immediata, ma c'è un viaggio da fare. E in questo viaggio che cosa deve avere? Cioè che cosa dobbiamo portare con noi in questo viaggio? Allora, prima di tutto il coraggio di affrontare degli aspetti di noi, coraggio di poter vedere la vita in tante maniere diverse e andare oltre la paura di essere giudicati. Molto spesso quello che blocca le persone è dire questa cosa si può fare così e solo in questa maniera, gli altri si aspettano da me questo, è normale farlo in questo modo. Quando si va oltre il concetto di normalità, che non esiste, normale cosa vuol dire? C'è una costruzione sociale, però alla fine proprio queste Olimpiadi ci dimostrano che si può gareggiare, si possono fare le cose in tante maniere diverse. Quindi si inizia il percorso affrontando le proprie paure e non dando niente per scontato. Si deve andare oltre l'ovvio. La disabilità ci insegna che nulla è scontato e dato. Secondo lei come mai allora il seguito, no, delle Paralimpiadi è stato così diverso, così profondamente diverso rispetto alle Olimpiadi? Cioè, a un telespettatore che cosa arriva? Un po' arriva purtroppo che ci sono atleti di serie B che non gareggiano, non ci mettono lo stesso impegno o forza rispetto agli altri. Purtroppo è la cultura che si deve cambiare, ma credo che in Italia si stia facendo molto, si sia fatto veramente moltissimo e che queste Paralimpiadi avevano avuto una buona risonanza rispetto alle precedenti, forse solo la precedente assomiglia a questa, però negli anni le cose sono molto cambiate e credo che aver avuto molti testimonial delle Paralimpiadi, cioè persone nel tempo che si sono messe a disposizione per mostrare la loro storia, per mostrare il loro percorso, che è Bebe Vio o Alex Danardi, che è stato il primo, forse straordinario anche, che è riuscito a ricostruirsi in poco tempo, passare da uno sport all'altro. Siano stati proprio, ci hanno traghettato, ci hanno aiutato ad avere una visione diversa anche per i non addetti ai lavori e dare coraggio soprattutto alle persone che vivono una disabilità di non arrendersi e di pensare che le cose non sono finite. Sì, quindi lei dice abbiamo anche bisogno, no, di modelli di persone che al di là della disabilità, no, prendano in mano, costruiscano anche un ruolo anche per gli altri, no, per sfondare magari delle porte e farci entrare in un territorio, in un terreno che insomma non conosciamo, perché una cosa finché non le viene data visibilità, non se ne parla, non la conosciamo e nella disabilità molto spesso è così, no? Conosciamo alcuni casi sporadici ma poi insomma non è che se ne parli così tanto. L'esempio è sicuramente importante per aiutare le persone ad accedere a un mondo che non conoscono. Della disabilità si ha paura un po' anche ancora, perché posso pensare che una persona possa temere di trovarsi in una situazione del genere un giorno, di dover vivere anche una cosa del genere. Però la disabilità non vuol dire la fine della vita e chi nasce con una disabilità vediamo che possono avere una vita soddisfacente come tutti, però c'è sempre un po' il timore. C'è una non conoscenza, negli anni è cambiato molto, anche l'aspettativa di vita, insomma sulla disabilità c'è stata una rivoluzione culturale, bisogna fare ancora molto. Le persone devono poter conoscere la persona con disabilità e vedere che siamo uguali, insomma, che la disabilità viene fuori quando non c'è una rampa per arrivare a un ufficio, se una persona usa la carrozzina, che la disabilità c'è in queste cose concrete, ma si può ottenere moltissimo, si può fare tantissimo. Senta, qui stiamo parlando ancora di prestazioni fisiche, ma insomma noi sappiamo che il vostro compito è anche quello di allenare la mente alla determinazione, alla
concentrazione, e non solo per raggiungere un obiettivo come essere quello di una medaglia, ma anche nella vita per riuscire a vivere nel benessere, no? Voi da sempre come Consulta avete associato la parola sport a quella del benessere. La mente e il corpo sono un'unica cosa, non possiamo dividere una e l'altra, anche se storicamente spesso sono state fatte queste divisioni un po' meccanicistiche, però riusciamo a rendere meglio, essere più soddisfatti di noi stessi e vivere un benessere maggiore se riusciamo a portare avanti in parallelo, congiuntamente, questi due aspetti. Quindi anche il corpo è uno strumento di lavoro anche per lo psicologo. Non deve sottovalutarlo. Quindi noi sicuramente siamo orientati a un benessere globale della persona, non solo quella psicologica, ma anche quella fisica, ma perché sono tutt'uno, psicologico e fisico sono insieme. Quindi sicuramente il nostro desiderio è portare in evidenza, portare l'esempio anche su questo, che non è soltanto lo sport su cui ci interessiamo, ma il benessere globale della persona. Perché una persona che pratica sport e si dedica allo sport ne guadagna in benessere personale a 360 gradi. Senta, sia nello sport che poi nella vita veniamo incontro quotidianamente, direi, a situazioni di stress. Ci dà qualche consiglio, qualche trucco per riuscire a gestirlo? Poi ovviamente sarà lei la prima a dirci che se lo stress dovesse arrivare a livelli troppo elevati è giusto consigliare uno specialista, cioè farsi aiutare, ma ci dà qualche traccia, insomma, per saperci muoverci e saperci muovere, insomma, negli stress quotidiani della vita e quelli da prestazione? Intanto mi sento di dire che per rivolgersi allo psicologo, alla psicologa, alla terapia psicologica non bisogna aspettare di arrivare ad essere al limite. Bisogna fare prevenzione anche su questo, quindi persone che sono sottoposte, che fanno lavori in cui sentono che lo stress è dietro l'angolo, che fa parte del gioco, diciamo, dovrebbero anche magari dedicarsi al proprio benessere psicologico, rivolgendosi anche a un terapeuta. Sono percorsi che non vengono fatti soltanto perché uno sta male o è successo qualcosa, ma anche come a livello preventivo, per riuscire a conoscersi meglio e affrontare pian piano le sfide che ci troviamo a gestire ogni giorno. Consigli, io faccio sempre un po' fatica per il lavoro che faccio a dare consigli. Mi sento di dire che una cosa importante è fermarsi ed ascoltarsi. Perché dobbiamo cogliere quegli aspetti di cambiamento, quei nervosismi, quelle piccole variazioni che ci dicono che qualcosa magari ci sta sfuggendo di mano. Quindi ascoltare molto il corpo, i pensieri, valutare come viviamo le giornate, perché se scoppia ormai lo stress, diciamo così, la crisi legata allo stress, è difficile poi rientrare in poco tempo. Quindi è meglio prevenire anche su questo. Ultimissima battuta, l'emotività gioca sempre brutti scherzi e sarà successo anche agli atleti che voi avete seguito, Olimpiadi e Paralimpiadi. Come gestire l'emotività? L'emotività c'è, per fortuna, c'è anche in questo momento in cui io sto parlando con voi. Non deve essere un demone da sconfiggere, deve essere un compagno di viaggio, perché più ci concentriamo su buttare fuori qualcosa, rientra, cioè, fuori dalla porta, dentro dalla finestra, in un certo senso. Quindi riuscire a farla diventare anche quella benzina per le nostre performance, un punto di forza, perché siamo fatti anche di emozioni. Insomma, i punti di forza li abbiamo, non dobbiamo solo imparare a trovarli o insomma imparare a chiedere aiuto quando facciamo fatica a vederli. Federica, grazie per essere stata con noi come membro, insomma, della segreteria dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, e averci anche, insomma, raccontato qual è stato il vostro lavoro e dato, insomma, degli input per quanto riguarda la consulta psicologia dello sport e del benessere. Grazie Federica, arrivederci. A voi buona giornata. Buona giornata. Allora,